con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, ANI, Associazione Nazionale Italiana Artisti e Festival di Napoli, presentano Premio Internazionale della Critica 2020 Gianni Cesarini. Musicologo, critico musicale, poeta, scrittore, terapeuta e maestro di Zen. Considerato uno dei più grandi critici musicali italiani, il suo grande potere è quello di essere libero e svincolato da logiche di mercato, ambizioni personali e da interessi editoriali. Nel tempo oscuro, dominato dalla paura causata da minacce continue, occorrono voci che aprono alla speranza. Anche nel mondo della canzone. Perciò, ascoltando quelle dell'ultima edizione del Festival della Canzone Napoletana, edizione 2020, ha destato il mio interesse il testo di Sta città e la vocalità dell'interprete. La tematica dell'elogio dei luoghi è stata dominante nella storia della canzone partenopea. Elogiare Napoli, un atto d'amore verso la Napoli attuale, è dettato da coraggio. Imma d'inverno canta con voce scura, senza eccessi dinamici e sulla base di un accompagnamento con molto drive. E così il messaggio arriva, essendo accattivante la musicalità dell'interprete. Quando è nata sta città, strada antica sanno raccontare i segreti e verità, a ricchezza e a povertà. E poi sento rintoviente e voce che passa da qua, mille cose che tu hai fatto innamorare. Come bella sta città, mentre scende dei quartieri, quanta gente che ci sta, sono bandiere fatte spase che culesse povere. Dall'aria sento adorare un caffè, ma com'è bella sta città, può tenere fuse mare, che nessuno può guardare, e ti porto in tuo cuore, non ti voglio mai lasciare, abbracciamoci